Ben ritrovati in diretta Spazio Quest'oggi dedicato alla salute, in particolare parliamo di tumori con una particolare declinazione per quanto riguarda i tumori nelle donne, quindi come fare diagnosi e prevenzione. In collegamento con noi do il benvenuto al professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Buongiorno e ben trovato professore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, prima di parlare nello specifico di tumori femminili, le chiedo più genericamente, tumori, quante nuove diagnosi ogni anno ci sono? Facciamo ogni giorno, perché così ci rendiamo conto che i tumori sono molto frequenti. Abbiamo circa 1000 nuovi casi ogni giorno in Italia. Voi pensate che oggi a 1000 nostri concittadini, e così anche domani, e così anche ieri, statisticamente ovviamente, perché poi in certi giorni saranno di più, al sabato e la domenica saranno meno, perché non si danno diagnosi di questo genere la domenica, ma però il lunedì e il martedì, diciamo 1000 nuovi casi di tumore ogni giorno in Italia, che sono circa 380.000 nuovi casi l'anno. Prevalgono i maschi, noi siamo sempre davanti come cose negative, infatti sono circa 195.000 i maschi, 380.000, e le donne sono meno, 182.000. Teniamo conto che di questi numeri tendenzialmente avremo sempre un aumento, perché con l'invecchiamento della popolazione, fortunatamente grazie a tutte le cose che sappiamo, sia dei farmaci, della qualità della vita, l'alimentazione migliore, eccetera, eccetera, si vive di più. Pensate che oggi in Italia ci sono 15.000 ultracentenari, che solo a dire questa parola, a dire ultracentenario qualche decennio fa, praticamente non c'era nessuno, praticamente erano pochissimi, oggi sono 15.000. Chiaramente è importante anche la qualità della vita, non è soltanto la durata, però ci sono anche degli ultracentenari che sono attivi, sono in grado di ragionare, per cui insomma ecco, e peraltro questi ultracentenari sono persone che spesso hanno già avuto un tumore, sono guariti da una parte, dall'altra non è che sviluppino facilmente tumori a quell'età, è una cosa un po' particolare, per cui dopo certa età è difficile sviluppare tumori, parliamo di oltre 100 anni, però a 80 e 90 anni ancora c'è la possibilità di sviluppare tumori, quindi è una malattia che aumenta comunque nel tempo a causa o grazie, secondo i punti di vista, l'invecchiamento, e viviamo molto di più. Teniamo conto che oggi quelli che hanno 80 anni hanno una probabilità di vita molto lunga se sono in buone condizioni, così va tenuto conto appunto di questo fatto. Siccome questo mese è il mese rosa cosiddetto, che riguarda i tumori della mammella ma anche i tumori delle donne, in particolare parleremo di più dei tumori nelle donne rispetto ai tumori in generale, però va detto che i tumori più frequenti nell'uomo sono quelli del polmone, sono quelli della prostata, anzi di più la prostata che il polmone, ma il polmone è un tumore molto più aggressivo rispetto ai tumori della prostata, dove spesso sono tumori più lenti, si possono controllare molto meglio nel tempo. Colon, retto, vescica e rene sono i tumori più frequenti negli uomini, mentre nelle donne ovviamente abbiamo mammella, colon, retto, polmone, ovaio, tiroide, corpo dell'utero, e quindi abbiamo altri tipi di tumore ovviamente che sono più frequenti. Certamente è importante tener conto da una parte la prevenzione, dall'altra parte poi la diagnosi precoce, che sono cose molto importanti soprattutto nei tumori delle donne, e poi al lato opposto la terapia, e anche qui abbiamo avuto dei grandi progressi negli ultimi tempi nei tumori in generale, ma anche i tumori delle donne, e poi ne parleremo subito dopo aver fatto questa carrellata. Ecco, in generale teniamo conto che oggi in Italia ci sono 3.600.000 persone che vivono con un tumore, e molti di questi sono guariti, perché appunto di tumore purtroppo i giornalisti dicono
è morto di un male incurabile. È falso, non è vero, perché a parte tutti quelli che muoiono solitamente sì, non hanno avuto una malattia molto di successo, perché se sono morti, per cui evidentemente quando uno muore probabilmente qualsiasi causa sia morto non è un grande successo, diciamo, il trattamento che ha avuto, se ha avuto un trattamento, però ci sono tante persone che sono guarite e vivono a lungo, sono guarite, cioè hanno la stessa probabilità di vita degli altri che non hanno avuto un tumore. E questi sono i progressi della medicina, no, professor Tirelli? Tra l'altro lei è una figura storica dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano, quindi il suo punto di osservazione da questo punto di vista è molto prezioso. Questo aumento, questi 1000 nuovi casi al giorno, che cause possono avere? Oltre alle cause genetiche, possiamo associare anche a delle cause ambientali? Quali possono essere le motivazioni di questo aumento? Beh, certamente, come dicevo prima, l'invecchiamento della popolazione, si vive molto di più, quindi si ha più rischio di sviluppare dei tumori, sono malattie storicamente dell'anziano, non del bambino, del giovane, pur essendoci anche lì ovviamente, ma sono cose diverse, ma evidentemente c'entrano lo stile di vita importante, il fumare per esempio, l'inquinamento atmosferico da una parte, l'obesità, l'alimentazione cattiva, non fare attività fisica, tutte queste cose chiaramente predispongono non solo ai tumori ma anche a altre malattie, per esempio malattie cardiovascolari. Teniamo conto che dei morti che ci sono ogni giorno, perché abbiamo detto prima i nuovi casi, ma diciamo anche che ogni giorno in Italia, se vogliamo essere un po' così negativi, ma però quello che succede, muoiono 1800 persone ogni giorno e di queste la maggioranza sono malattie cardiovascolari e poi ci sono le malattie tumorali, parliamo di morti, non di casi come ho detto prima. Quindi ci sono 500-600 persone che ogni giorno muoiono di un tumore e molte di queste sarebbero evitabili se da una parte ci fosse appunto la soppressione delle cause che le ingenerano questi tumori, cioè per esempio come dicevo prima il fumo, l'inquinamento, l'attività fisica, l'obesità, il bere troppo, l'alcol e tutte queste cose che evidentemente, e poi anche di non essere riusciti a fare una diagnosi precoce, perché per esempio tutte quelle cose di cui parleremo dopo, la mammografia piuttosto che il pap test, piuttosto che tutte queste indagini servono non per evitare che un tumore venga fuori, ma evitare che un tumore venga fuori troppo avanzato, cioè di trovarlo in una fase iniziale dove ovviamente diciamo, le possibilità di guarigione sono molto elevate. Però soffermiamoci ancora sul fatto che a smettere di fumare è una gran cosa, oppure fumare il tabacco riscaldato sicuramente meglio che quello che si brucia, perché è dal bruciare del tabacco che vengono fuori le sostanze cancerogene che provocano i tumori e le altre malattie. Quando invece si riscalda il tabacco, ci sono delle possibilità di farlo questo, evidentemente si prende la nicotina, ma la nicotina è quella che ti fa stare bene per coloro che sono additte, sono dipendenti dal tabacco, perché è una droga il tabacco, cioè non è una roba così, è una cosa come la cannabis e cose di questo genere, cioè uno poi fa fatica a smettere, comunque può usare altre maniere di fumare il tabacco e quindi assumere la nicotina in una maniera meno dannosa, il cosiddetto diminuire il rischio delle sostanze, in questo caso del tabacco, ma poi teniamo conto dell'inquinamento. Evidentemente anche recentemente è stato ribadito che l'inquinamento provoca dei tumori, delle malattie cardiovascolari ben documentate, quindi evidentemente bisognerebbe cercare appunto di eliminare l'inquinamento, diminuirlo radicalmente dove ci vivono tante persone. Nelle città per esempio evitare che le macchine girino per le città, eccetera eccetera, sono cose vecchie ma difficili poi da trovarne delle soluzioni valide. E poi l'attività fisica, cioè muoversi, fare ogni giorno o se uno è giovane chiaramente andare anche in palestra o fare delle attività anche sportive vere e proprie, anche
anche dilettantistiche, ma se uno anche non può fare queste cose perché è più anziano, muoversi ogni giorno è una gran cosa, perché elimina o diminuisce di molto i rischi di malattie anche oncologiche oltre che cardiovascolari. Quindi, e poi dopo entriamo nel discorso delle diagnosi precoci. Chiaramente è importante, e qui andiamo già sul discorso delle donne, perché l'ottobre rosa, chiaramente, per evitare che si muoia di un tumore della mammella, per esempio, è importante sottoporsi periodicamente alla mammografia. Purtroppo recentemente, grazie anche o a causa del Covid, ci sono stati dei grossi problemi, ci sono ancora, per ottenere delle mammografie in tempi giusti, ma facendo la mammografia periodicamente, in maniera corretta, anche nelle più giovani, perché dai 45 ai 49 anni è stato dimostrato che ci sono i tumori più aggressivi che possono venire fuori, cioè quelli cosiddetti triple negative, è una cosa un po' tecnologica, ma insomma, e quindi nel Veneto, per esempio, è stato sperimentato con successo la mammografia tra i 45 e i 50 anni, mentre invece dai 50 ai 75 sono quelli che fanno abitualmente nel Veneto la mammografia normale, e tutto questo serve per individuare se ci sono dei noduli sospetti, per poterli eventualmente togliere, e casomai in una fase iniziale, quindi con tutte le possibilità molto maggiori di avere dei successi e di poter guarire, perché adesso con questa metodica abbiamo una mortalità molto diminuita nel tempo dei tumori della mammella. Per esempio, ho qui i numeri, per esempio, soltanto in questi ultimi 5 anni c'è una diminuzione di mortalità di quasi il 10% dei tumori della mammella, grazie al fatto che le donne sono molto più assennate rispetto agli uomini per queste cose, che ricordano bene di fare la mammografia, il pap test e cose di questo genere. Ecco, teniamo conto poi dei vaccini, anche dell'importanza dei vaccini, per esempio del vaccino dell'Helicobacter, del Human Papilloma Virus, l'HPV, che evita, una volta fatto, diminuisce radicalmente i tumori del collo dell'utero, per esempio quello per cui si fa il pap test, per cui è anche un altro tumore che può diminuire in maniera significativa se le ragazze fanno, ma ci sarebbe molto più da fare, il vaccino per il papillomavirus, e così eviterebbero quell'infezione che poi è la causa del 90% dei tumori del collo dell'utero e anche di altri tumori. Ecco, professore, lo scopo dell'Ottobre Rosa è proprio quello di sensibilizzare alla prevenzione, che è l'arma fondamentale, insomma, per fare in qualche modo diagnosi precoce e dunque, insomma, dare anche un decorso nel caso in cui venga scoperto alla malattia migliore. Proviamo a fare un piccolo schema, diciamo così, la prevenzione età per età. Quali possono essere le tappe, appunto età per età, con gli screening più adeguati, ecco, in base all'età che si ha? Distinguiamo tra prevenzione e diagnosi precoce, perché le diagnosi precoce, che sono la mammografia soprattutto e il pap test, poi ce ne sarebbero anche degli altri, insomma, questi qui sono i principali per le donne, serve appunto per vedere, non per evitare che venga un tumore, ma per evitare che un tumore venga diagnosticato in una fase troppo avanzata. Quindi questo serve per fare questo discorso. Oppure anche la rettocoloscopia, per esempio, per coloro che hanno una familiarità. Se una donna ha il papà o la mamma che sono morti di un tumore del colon o del retto, sarebbe bene, che è molto importante poter fare anche una rettocoloscopia, il sangue occulto nelle feci, perché in questa maniera si identificano eventualmente dei polipi che potrebbero degenerare, che di tolti evitano un tumore, perché ecco, non abbiamo detto che l'ereditarietà è importante, non solo della mammella e dell'ovaio, ma anche per i tumori del collo, il tumore della prostata per i maschi, e quindi evidentemente ci sono anche di questi aspetti anche nei giovani, di tener conto. Come nelle malattie cardiovascolari, se uno ha nella sua famiglia delle persone che sono morte giovani di un infarto, per esempio, dovrebbero sapere che sarebbe bene che facessero dei controlli diversi rispetto ai soliti controlli cardiologici, appunto perché ci potrebbe essere una predisposizione. Ora, così, per tornare ai tumori, i giovani devono fare un'attività fisica prima di tutto e una buona alimentazione, non ingrassare, e poi seguire i vaccini
che devono essere fatti per evitare malattie anche tumorali. Per esempio il vaccino contro l'epatite B serve proprio per evitare un'infezione che non solo dà delle infezioni acute e vari problemi sul fegato, ma può dare proprio dei tumori al fegato e non solo, e che quindi una volta che uno è vaccinato, e questo viene fatto ovviamente nell'età pediatrica, e appunto viene salvaguardato da questi tumori. E poi ovviamente cominciando anche in base anche alla propria familiarità, è molto importante la familiarità, va sempre tenuto conto di quello che sono stati i nostri genitori, che effettivamente ci dimentichiamo delle volte delle cose più semplici, che sono quelle, cioè, se il papà e la mamma hanno avuto un tumore della prostata, un tumore del colon, un tumore della mammella, un tumore dell'ovaio, ecco, sono tutti tumori per i quali esistono delle indicazioni a fare prima del solito di certe indagini. Per esempio parliamo dei tumori della mammella, abbiamo detto la mammografia, ma anche andare a vedere se ci sono degli oncogeni, il BRCA1 e il BRCA2 sono i classici, che appunto sono dei geni che controllano la proliferazione delle cellule, che quando sono mutati aumentano il rischio dei tumori della mammella o dell'ovaio nelle donne, ma anche di altri tumori. Parliamo del pancreas, parliamo di altri tumori che hanno a che fare sempre con questi geni mutati che possono... Ecco, tutto questo, noi per esempio nella nostra clinica abbiamo una collaborazione adesso con TomaLab, che è una leader della genetica applicata ai tumori, e sono andato a visitare qualche tempo fa e ho trovato un laboratorio con oltre 100 biologi che ci lavorano con le macchine più avanzate per la genetica, e che sono integrati all'anatomia patologica dell'Università Statale di Milano. Quindi è il gruppo forse più avanzato non solo in Italia ma anche in Europa per questo discorso. Per esempio uno vuole sapere se ha dei geni che possono essere predisponenti a tumori, vari tipi di tumori, non solo quello della mammella e dell'ovaio, può fare queste indagini e quindi sapere, e quindi se lo sa può fare degli interventi molto più mirati, per esempio più frequenti, cominciando prima a farli, oppure addirittura parliamo del discorso dei tumori dell'ovaio, no? Per esempio ogni tanto ci sono delle attrici, c'è stata Angelina Jolie in passato per la mammella, ma anche recentemente un'altra attrice che aveva un tumore dell'ovaio, eccetera. E se hanno queste alterazioni genetiche possono, o per esempio i tumori dell'ovaio dove non c'è la mammografia, nei tumori dell'ovaio purtroppo si fanno delle ecografie transvaginali ma non sono così valide come la mammografia. Però uno, se ha dei rischi molto elevati di un tumore dell'ovaio per esempio, può anche decidere o fare dei controlli molto più ravvicinati nel tempo, o addirittura una volta, se per caso prima della menopausa vuole mantenere la possibilità di procreare, congelare gli ovociti e fare un'ovarectomia se ha un rischio molto elevato, diciamo, di sviluppare un tumore dell'ovaio. Questo ovviamente va valutato dall'esperto in questione, no? Perché non è che si può decidere così personalmente, però così vale per la mammella, come ha fatto Angelina Jolie, che ha tolto le mammelle perché aveva un rischio molto elevato, aveva il BRCA1 positivo, aveva tutta una familiarità, mamma, zia, cugine, insomma, quante ne aveva, erano morte di un tumore della mammella o dell'ovaio, e ha tolto le mammelle, ha messo delle protesi, cioè ci sono delle possibilità diverse oggi con la tecnologia che abbiamo e la genetica, tutti gli studi che abbiamo di genetica che ci permettono appunto quindi non è soltanto, e dopodiché c'è la terapia, i vantaggi dei trattamenti antitumorali nei tumori della mammella e dell'ovaio sono evidenti. Cioè adesso abbiamo dei farmaci cosiddetti biologici che, a seconda delle alterazioni genetiche che hanno i tumori della mammella o dell'ovaio, possono essere impiegati con grande successo, riducendo l'evoluzione della malattia e facendo cronicizzare
una malattia anche metastatica di tumori della mammella o dell'ovaio, grazie a questi farmaci nuovi. Ed è la terapia biologica personalizzata questa, professore, corretto? Esatto, sulla base di quelle che sono le alterazioni che ci sono sul tessuto tumorale, per cui adesso per esempio abbiamo questi R2, che è praticamente un recettore che c'è sul tumore della mammella, R2, per i quali esistono adesso addirittura 2 anticorpi monoclonali messi insieme che si fanno sottocute, purtroppo ancora è stato approvato dall'EMA in Europa ma non è ancora, sia in Francia che in Italia, non è ancora definitivamente utilizzabile, ma lo sarà, o se lo sta arrivando in questi giorni. Si fa praticamente questo trattamento con un grande vantaggio sia nella fase iniziale della malattia sia nella fase avanzata della malattia, per cui poi dopo ci sono degli altri progressi, per esempio anche quelli che metà dei tumori della mammella che sono R2 low, cosiddetto basso R2, hanno dei farmaci adesso molto cosiddetti coniugati, combinano insieme un chemioterapico e un farmaco biologico che hanno dei risultati veramente molto importanti. Insomma, siamo sia nella fase precoce della malattia, sia nella fase avanzata della malattia dei tumori delle donne, della mammella in particolare, ma anche dell'ovaio. Abbiamo dei farmaci, per esempio i PARP inibitori, si chiamano così, ma anche questi hanno cambiato radicalmente l'evoluzione delle malattie. Quindi da una parte cercare di fare in modo che non si sviluppino i tumori facendo una vita regolata, sana e cercando di fare attività fisica, eccetera. Dall'altra fare una diagnosi precoce, se uno deve capitare, meglio che gli capiti quando il tumore è appena iniziato, e quindi ovviamente ci sono dei successi. Non parliamo poi della chirurgia della mammella, dove ormai è la pratica quasi comune di fare le quadrantectomie invece delle mastectomie, cioè che si facevano una volta, per cui sono molto meno le donne che devono togliere la mammella, poi fare delle protesi, ma invece ormai tolgono un quadrante soltanto, quindi con tutti i vantaggi che ci sono dal punto di vista estetico e anche psicologico, per cui anche il fatto di sapere che se uno ha un nodo della mammella non toglie le mammelle, ma quasi sempre fa un trattamento limitato, cioè dal punto di vista anche estetico valido, quindi chiaramente conservativo, certo. Dà delle indicazioni a fare i controlli, perché una volta proprio le donne avevano, io mi ricordo quando ho cominciato a fare l'oncologo, che arrivavano delle donne con dei tumori avanzatissimi, che era impossibile non essersi accorti che adesso questo non succede più, proprio perché le donne giustamente vanno molto prima, certamente sono sempre tumori, ma tumori di cui si può guarire. Ecco. Certo, oggi forse c'è una sensibilità, diciamo così, alla prevenzione, a sottoporsi agli screening periodici fortunatamente più elevata rispetto a un tempo. Professore, proprio riguardo di questo le leggo un paio di domande che ci arrivano attraverso i social e sono rivolte proprio a lei. Ci dicono: ho perso mia mamma 65enne per un tumore al seno, qualche anno fa anche la zia e la cugina di 30 anni. Io mi sottopongo periodicamente a screening. A fronte però di quanto accaduto nella mia famiglia, è indicato sottopormi al test genetico? Che cosa possiamo rispondere, professore? Certamente sì, perché con il Qui c'è una BRCA1 familiarità importante, ecco. Importante può essere che lei e anche le sue sorelle, i suoi fratelli, perché i tumori della mammella ci sono anche negli uomini, notiamo, non si ricordano mai che anche noi, raramente, ma abbiamo i tumori della mammella anche noi. E quindi, insomma, sapendo che c'è questa alterazione genetica, oltre ad avere la familiarità, chiaramente uno sa che deve fare dei controlli più frequenti ed eventualmente fare anche degli interventi, se uno non ci vive perché ha paura, come ha fatto Angelina Jolie peraltro, se ha dei rischi molto elevati, come le donne si tolgono si fanno le protesi perché hanno delle mammelle che non le piacciono più, diciamo, a maggior ragione quelli che hanno un rischio molto elevato di sviluppare un tumore. E Angelina Jolie diceva: io non ce la faccio più a vivere tutti i giorni col sospetto che mi arrivi un tumore. Io me ne sono tolte le mammelle e poi dopo si è messe 2 protesi
e probabilmente ha delle protesi molto meglio rispetto alle mammelle che aveva prima. Dubito di Angelina Jolie, però poteva... Quindi professore, possiamo consigliare a questa telespettatrice assolutamente di fare il test genetico, che tra l'altro all'interno della clinica Tirelli Medical voi fate. Certo, ecco. non solo noi, lo fanno abitualmente all'Istituto Tumori di Aviano, in tutti gli istituti tumori, tutti gli ospedali. Se uno ha un rischio così marcato è giusto fare i BRCA1 e BRCA2 per vedere se ci sono queste alterazioni e poi ovviamente fare i controlli, anche se non ci fossero queste cose, ma è bene fare dei controlli più ravvicinati, casomai alternando la mammografia all'ecografia, ma insomma stando molto attenti, anche ecco, non abbiamo parlato dell'autopalpazione, ovviamente questo è un classico, ma è ancora molto importante che per tutti, sia maschi che femmine, controllarsi i noduli che ci sono sulla mammella, le donne soprattutto, ma anche i nei che cambiano colore o attività, i testicoli per i giovani, perché se ci sono dei noduli che vengono fuori, eccetera, eccetera, sono tutte queste cose. E anche ovviamente i sintomi, se uno ha una tosse insistente che non è più dovuta diciamo alla stagione, a un'infezione che persiste, eccetera, tutto questo indica di fare dei controlli diversi e immediati al limite, cioè senza aspettare tanto tempo. Quindi mi sono dimenticato all'inizio di sottolineare questo aspetto anche tra la prevenzione, di andare proprio a palparsi ogni tanto, no? Vedere, controllarsi. Certo. Allora professore, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, poi torneremo a parlare ancora di questo argomento, di tumori delle donne, perché non c'è soltanto il tumore al seno, il tumore all'ovaio, ma ce ne sono anche altri, li abbiamo elencati, andiamo più nello specifico, ma ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, parliamo di tumori nelle donne, quindi diagnosi e prevenzione. Siamo nel mese proprio rosa, l'ottobre rosa dedicato a questo e alla sensibilizzazione. In collegamento con me c'è il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone, al quale rivolgo un'altra domanda che ci è arrivata attraverso i social, professore. Questa donna ci dice che è risultata positiva alla mutazione del gene BRCA1. Può spiegarci che cosa significa, cosa devo fare ora? Come si legge questo risultato, professore? È un risultato insomma, che può anche spaventare, ma che insomma, spieghiamo bene il significato. Ecco, questa alterazione vuol dire che questo gene non è in grado di riparare il DNA come se fosse invece funzionante, quindi questa alterazione ci indica che c'è un rischio maggiore di sviluppare un tumore della mammella, un tumore dell'ovaio. Diciamo che lo screening diciamo, delle persone sane per i tumori dell'ovaio, oltre che della mammella, proprio vanno su questa direzione, cioè il 25% dei tumori dell'ovaio sono dovuti ad alterazioni di questi geni BRCA1 e BRCA2. E l'80% purtroppo dei tumori dell'ovaio viene diagnosticato in una fase avanzata, proprio perché manca la mammografia, manca quell'esame che invece i tumori della mammella permette di fare delle diagnosi molto precoci. Oppure nel carcinoma dell'ovaio, per evitare una malattia avanzata bisognerebbe appunto non solo fare i test genetici e sapere se si è a rischio perché c'è il BRCA1 e il BRCA2 mutato, ma anche in questo caso, anche tenendo conto della familiarità sempre dei tumori dell'ovaio e della mammella, se in famiglia c'è qualcuno che l'ha avuto, fare quell'ecografia transvaginale per vedere, e anche un esame che si chiama CA125 che serve per vedere se ci sono delle alterazioni, saranno meno efficaci rispetto alla mammografia del tumore della mammella, però sono utili. Oppure, ecco qui c'è un'altra possibilità adesso, quella di fare l'ovariectomia, togliere le ovaie, come spesso sono state tolte, soprattutto dopo la menopausa ovviamente, perché dopo la menopausa servono poco o niente, e quindi si possono togliere se uno è in una categoria a rischio, oppure se uno è una donna ancora in attività
appunto non è ancora in menopausa, può congelare gli ovociti, perché potrebbe avere poi lo stesso una gravidanza attraverso le altre vie che sappiamo di poter avere un figlio, se c'è la necessità perché c'è un rischio molto elevato, uno non ci vive più, eccetera, eccetera. Quindi combinare le familiarità, il BRCA1 e il BRCA2, fare l'ecografia transvaginale se si è a rischio, fare il CA125 se si è a rischio, tutte queste cose qua e anche tenendo conto adesso, perché poi il BRCA1 e il BRCA2 sono importanti anche per poi i trattamenti che si possono fare dopo. Ci sono dei farmaci che adesso sono stati messi a disposizione di tutti, che sono molto più efficaci, si possono fare in una fase molto iniziale, sono i PARP inibitori si chiamano, ma che comunque sono molto più efficaci rispetto a quelli precedenti, non sono chemioterapici, è tutto un trattamento molto meno aggressivo rispetto a quello della chemioterapia, che peraltro, appunto, come dicevo prima anche, l'immunoterapia, ecco, non ho detto il discorso dell'immunoterapia, ma questo vale soprattutto nei tumori della mammella, nei tumori del polmone, nel melanoma e altri tumori dove l'immunoterapia ha cambiato radicalmente in molti pazienti l'evoluzione e così anche i trattamenti biologici hanno anche sostituito spesso la chemioterapia, che rimane sempre un trattamento, però meno importante rispetto al passato grazie a questi progressi della medicina, diciamo, biologica in senso lato. Quindi anche nei tumori dell'ovario, che è un tumore più insidioso, perché appunto, come dicevo prima, nella stragrande maggioranza dei casi viene diagnosticato quando il tumore è già in una fase avanzata. Insidioso perché non dà sintomi evidenti, professore? Li dà quando la malattia è troppo avanzata già per essere curativo l'intervento chirurgico. Spesso l'intervento chirurgico non è più così importante, anche se lo è comunque sempre anche nella fase avanzata. Comunque. Ecco, poi ci sono gli altri tumori delle donne che vanno presenti, per esempio il discorso del tumore del polmone, le donne che fumano, le donne che sono esposte anche loro all'inquinamento, fattori genetici, anche qui si sta molto discutendo, ci sono molti dati che dicono anche che i tumori del polmone possono essere, diciamo, diciamo, della predisposizione genetica, quindi anche qui si fanno delle indagini molto. E poi teniamo conto che purtroppo a causa del Covid abbiamo perso tanti controlli, tante vite. Diciamo che i tumori come anche le malattie cardiovascolari, hanno portato più mortalità in questi 2 o 3 anni, proprio perché non c'è stata la possibilità di fare quei controlli che erano necessari nelle singole persone, proprio per la non possibilità di accedere agli ospedali sostanzialmente, di fare i test. 2 anni di pandemia, professore, che hanno inciso moltissimo, l'abbiamo già detto, ma insomma hanno inciso moltissimo nelle diagnosi di tumore, ma come anche in altre patologie. Ecco, teniamo conto che appunto ogni giorno muoiono molti più persone di tumori e di malattie cardiovascolari rispetto al Covid. Cioè adesso, in questa fase ovviamente, non parliamo di adesso all'inizio dell'epidemia c'è stato un problema serio ovviamente, ma adesso grazie al fatto che la stragrande maggioranza della popolazione è immunizzata, cioè o ha fatto il Covid o ha fatto il vaccino, e quindi e comunque la variante che c'è in giro adesso è molto meno aggressiva rispetto a quella iniziale, quindi quelli che muoiono, oggi praticamente di Covid non muore più nessuno, muoiono con il Covid, ma questa è un'altra questione, non è detto che sia quello che sia la causa della morte delle persone, mentre invece purtroppo dei 1800 morti di ogni giorno in Italia statisticamente ce ne sono 500 o 600 che muoiono di tumore e 800 che muoiono di malattie cardiovascolari. Cardiovascolari intendiamo ictus, intendiamo infarti, intendiamo scompensi cardiaci, quindi sono queste le 2 malattie che portano più a morte, per cui aver ridotto o addirittura eliminato i controlli che dovevano essere fatti per tutte quelle diagnosi, tutte quelle indagini che ho accennato prima, perché non c'era accesso agli ospedali o perché gli ospedali erano bloccati con questa pandemia, chiaramente ha nuociuto molto
alla gestione di queste malattie che ancora oggi purtroppo e in futuro aumenteranno per questo fatto che c'è stato questi 2 o 3 anni in cui la gente ha fatto pochi controlli e quindi adesso pagheremo. Di tutto questo ne parleremo proprio stasera anche Ecco, ricordiamo questo appuntamento importante che è proprio questa sera, professore, venerdì 21 ottobre. Sì, certo, stasera sarò lì a Noventa Vicentina, le donne molto attive di Noventa hanno fatto questa sera in occasione dell'Ottobre Rosa, parlerò dei tumori, della stanchezza cronica, anche di altre cose e spero che stasera sarete anche voi che ascoltate, casomai presenti al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina verso le 8:30 mi pare. Ecco, perché anche questi momenti di confronto sono molto importanti. Tra l'altro io vorrei ricordare che lei nel 2003 ha vinto un premio per la comunicazione medico-scientifica. Anche comunicare come fare prevenzione è importante e farlo con un linguaggio semplice, insomma, e accessibile a tutti. Anche questo è un aspetto fondamentale, no? Certo, sì, ho fatto tanti interventi sulle televisioni. Pensate che sono andato 25 volte al Maurizio Costanzo Show, no? Cioè, è una cosa che non è che capita tutti i giorni, per cui per parlare di malattie sostanzialmente, ma cercando in mezzo a attori, a comici, a personaggi dello spettacolo, a persone così comuni, cioè, delle volte mi vergognavo un po' a essere lì, però capivo e ho sempre pensato che sia importante avvicinarsi lo stesso anche nei momenti che sembrano meno opportuni, ma raccontare le cose che riguardano i tumori, riguardando malattie come la fibromialgia o la sindrome della fatica cronica e soprattutto anche trattamenti non farmacologici come l'ossigenozonoterapia che facciamo qui alla clinica Telemedica di Pordenone con grande successo, un trattamento del tutto privo di effetti collaterali ma che dà dei grandi vantaggi a coloro che hanno certe patologie, ma anche le ernie lombari, le ernie cervicali. Nel nostro gruppo abbiamo vari medici infermieri che lavorano in questo ambito, ma chiaramente i tumori sono la mia prima passione, devo dire, sono un oncologo, per cui ho sempre dedicato spazio alla comunicazione riguardo dei tumori, quindi è molto importante cercare di evitare il fumo, per esempio, ai ragazzi, il fumo di ogni tipo, perché il fumo non è dannoso perché c'è la nicotina o la cannabis, è dannoso perché si brucia qualcosa in bocca e ci sono 70-80 sostanze cancerogene che vengono fuori dal fumo, dal bruciare. Quindi se invece di bruciare noi riscaldassimo qualcosa che ci dà diciamo, la nicotina, avremo molto meno rischi, rischi rispetto a bruciare invece la sigaretta classica. Ecco, diciamo professore che eliminando proprio il fumo sarebbe ancora meglio, no? Certo, il problema è che dobbiamo sempre stare attenti, è come dire incidenti stradali, no? È un problema, sì, sarebbe comodo dire non andiamo più in macchina, andiamo col cavallo come una volta, no? Però evidentemente questo non è possibile perché i vantaggi che porta certo. andare in macchina sono enormi, no? Come ben sappiamo, per cui e così vale per il fumo, sarebbe assolutamente di smettere di fumare, no? Chi fuma, ma se uno non ce la fa ci sono delle maniere molto meno dannose, ecco, la cosiddetta riduzione del danno e bisognerebbe avere il coraggio di dirlo, come diceva il compianto professor Umberto Veronesi che appunto concordava con me a riguardo di questo intervento, no? Di cercare non solo ovviamente di fare smettere, di non fare iniziare mai a fumare, ma se uno non riesce a smettere di usare delle metodiche meno dannose, questo ovviamente per coloro che non ce la fanno smettere, perché
come una droga, no, alla fine. Certo. Senta, professore, abbiamo gli ultimi 2 minuti a disposizione e io le faccio rispondere a queste 2 domande che sono arrivate sempre attraverso i social, perché evidentemente il test genetico per capire la predisposizione ha suscitato molto interesse. Ci chiedono se è il medico di base, per esempio, a prescriverlo oppure se è una scelta che la singola persona può fare, e se nel caso di un risultato positivo, come abbiamo sentito anche dalle domande precedenti, occorre in qualche modo informare i membri della famiglia, insomma, che c'è questa predisposizione. Cosa possiamo rispondere? Certo, infatti proprio questo è la cosa principale, il discorso familiare, no? Che questo test positivo eventualmente comporta, cioè l'implicazione, cioè questo non deve portare a non vivere più, dire non lo voglio sapere perché sennò, perché appunto sapere che c'è un rischio maggiore evidentemente comporta poi degli interventi che sono molto utili, per cui il fatto che uno sia positivo dovrebbe avvisare, parlo del BRCA1 e del BRCA2, i due test genetici di cui abbiamo parlato prima, chiaramente invita anche le sorelle, i fratelli o i genitori o i figli di fare anche loro poi questi test. Ci sono delle strutture pubbliche che lo coprono quando ci sono certe indicazioni, diciamo dei rischi veri e propri, se no uno investe un po' di soldi per fare questa roba qui, qualche centinaia di euro sono ben spesi, no? Per esempio, come dicevo prima, c'è questa Toma Lab in cui noi lavoriamo in combinazione sia per i tumori avanzati, diciamo i vari tumori per cui si possono andare a vedere le alterazioni genetiche che ci sono e quindi trattamenti proprio mirati, personalizzati, oppure uno che è sano ma vuole sapere se ha delle alterazioni genetiche che lo predispongono alle malattie, casomai spendendo qualcosa, cioè non è che lo fanno gratis, ma insomma, però questi qui sono gente veramente molto, questa Toma Lab che è dell'anatomia patologica dell'Università Statale di Milano, sono veramente delle persone veramente all'avanguardia. Dunque, professore, non serve la prescrizione del medico di base? Se uno è nelle condizioni di avere dei genitori, eccetera, bisogna rivolgersi sempre però a un istituto dei tumori, per esempio ad Aviano ci si può rivolgere e avere poi la consulenza riguardo, no? Nell'ambito del servizio pubblico, oppure nel nostro caso attraverso questa Toma Lab privatamente, ovviamente non te lo copre la struttura sanitaria, l'IDEA, cosiddetti livelli di assistenza, ma però in primo caso sì, ecco, bisogna vedere caso per caso, però ci sono queste possibilità tecnologiche adesso di sapere, ma questo non ci deve impaurire, non deve pensare che se so questo, perché appunto i tumori sono malattie guaribili, soprattutto se presi in una fase iniziale. Abbiamo, non l'ho detto ma lo voglio ribadire adesso, il 60% dei pazienti con tumore guarisce. Purtroppo si dà molta più pubblicità a quelli che muoiono, ovviamente, perché quando si muore la gente lo sa che si è morto. Quelli che sono guariti, casomai anche per scaramanzia, non è che lo dicono ai 420, però queste sono le statistiche, cioè è possibile, in certi tumori si guarisce molto di più. Il tumore della mammella, per esempio, presi in una fase iniziale, il 90% guarisce, per cui appunto per quello che bisogna cercare di non solo fare la mammografia, ma di vedere, di sapere se si è a rischio, così vale per i tumori dell'ovaio, così vale per tutti i tumori sostanzialmente. Certo. Beh, insomma, qualche freccia al nostro arco e alla nostra salute a disposizione ce l'abbiamo, insomma, per essere un po' più attenti, ecco, alla nostra salute. Siamo in chiusura, io ringrazio il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Grazie professore di essere stato con noi, grazie davvero. Grazie a lei e auguri a tutti di buona salute, di non avere paura di niente, di cercare di controbattere al meglio questa malattia che è un po' la vera malattia del secolo, cioè che sono i tumori, certo. E che evidentemente dobbiamo controbattere al meglio con la ricerca, trovare nuove terapie e capire bene come si fa per prevenirli e cercare di scoprirli in una fase molto iniziale che possano guarire molto meglio.
Fondamentale, grazie al professor Tirelli, ci rivedremo insieme anche nelle prossime settimane con i nostri consueti appuntamenti. Grazie professore, grazie anche a tutti voi di averci seguito da casa, io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata, arrivederci.